Ben ritrovati cari compagni di viaggio, oggi andiamo a fare un giretto non molto lungo, andiamo a vedere i laghi di Fusine. Le temperature adesso sono di 12 gradi, speriamo non sia freddissimo, sicuramente stasera che ci fermiamo a Kranička Gora in Slovenia a dormire le temperature non saranno proprio miti, ma non importa. Ci vediamo dopo e via con la sigla. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Ocho velocidad. Mina. Stiamo uscendo da Gemona e le montagne sono uno splendore, con questa luce un po' particolare dell'autunno che è molto bassa, molto calda, sono un vero spettacolo. Qui, arrivati a Chiusaforte, proseguiremo a destra verso Sella Nevea, così vediamo anche il lago di Predil. Ragazzi, la Valle Racolana è un po' freddina oggi, ci sono 5 gradi, guardate sta fumando anche l'acqua, non so se si vedrà nel video. L'asfalto è abbastanza sul lurido, diciamo, per non usare altri termini un po' scorrili. La temperatura è scesa a 4, dobbiamo arrivare sulla parte alta dove c'è il sole, se no ci troveranno come Sid dopo il disgelo. E siamo arrivati anche a Sella Nevea, fa più caldo qua che giù in valle. E qui andiamo a sinistra in direzione Tarvisio. Siamo arrivati a Cave del Predil, ci sarà penso qualcosa da degustare. Ragazzi, ci siamo uniti a questa festa e ci hanno anche fatto entrare, sebbene siamo astemmi. Speriamo non ci uccida qualcuno. Ripartiamo da Cave di Predil e andiamo verso i laghi di Fusine. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Siamo arrivati a Fusine, tra poco si volta in direzione dei laghi.
e prendiamo la strada, ci saranno 4-5 km, non lo so, per salire. Sebbene c'è una riaccia terribile, proviamo a lanciare il gatto. Purtroppo con questo vento le immagini vengono troppo mosse, quindi tiriamo giù il gatto. È impressionante sto muro qua di roccia pieno di neve. Mi sa che il Versic non si può fare domani. Ripartiamo dai laghi di Fusine, giornata no per il gatto, c'è troppo vento e quindi torniamo indietro anche perché fa un po' freschetto. Ed entriamo in Slovenia, in pochissimi chilometri saremo a Kraniška Gora dove pernotteremo questa sera per domani ripartire e andare sul Vršić, il passo della Mojstrovka. Stiamo entrando a Kraniška Gora. Adesso cerchiamo il nostro hotel a 8 stelle. Visitando il centro di Kraniška Gora abbiamo scoperto tristemente che non c'è molto da vedere. È sempre stato un posto che volevo venire a visitare, ma purtroppo non c'è niente di particolare. E siamo arrivati nella nostra camera qui a Kraniška Gora. Adesso ci prepariamo un po' di cena e andiamo a letto. Cosa c'è da ridere? A domani. Ripartiamo qui da Kraniška Gora e tentiamo di fare il Mojstrovka, però partendo con 2 gradi di temperatura non lo so se la strada è percorribile in cima al passo. Quindi tentiamo e vediamo cosa succede. Qui segna aperto, speriamo non ci sia stata neve questa notte. Questi stornanti con i San Pietrini mi fanno paura. Il passo Vršić ha 50 tornanti in totali, dei quali 24 sono da questo lato, dal lato di Kraniška Gora. Per il momento la strada è perfetta, speriamo. Non so se è una fortuna o una sfortuna, ma adesso ci sono 3 gradi.
Fortunatamente mancano 2 tornanti perché sennò rimango senza scarpe a forza di assaggiare l'asfalto. Ti ricordiamo che iscriverti al nostro canale non ti costa nulla, ma per noi dà un grande supporto. Siamo sul passo e siamo ancora vivi. È un sospiro di sollievo che non avete neanche idea. Ripartiamo dopo un paio di foto di rito e andiamo giù piano piano perché c'è un grado e molto probabilmente siamo a rischio ghiaccio, però la strada qui è pulitissima, è indecentemente pulita. E qui c'è acqua ghiacciata. Con il piedino testo di continuo ogni macchia d'umidità perché dopo l'ultima avventura sui Gavia ci abbiamo sudato un bel po'. Non sono neanche le 8 del mattino, secondo me siamo un po' squilibrati, non si può venire in montagna con questo freddo alle 8 del mattino a rischio ghiaccio, deve ancora alzarsi il sole. Qua c'è un punto di osservazione. Abbiamo visto un nome curioso su un cartello stradale, allora ci fermiamo. Ho il passo leggero. Non sto neanche respirando, sto camminando col passo di un gatto. Arrivo io, stai rimbalzando? E ripartiamo e questa volta niente più tappe, direzione Italia. Bene, adesso facciamo il miglio verde e usciamo anche da Caporetto, Cobarid e fra poco saremo in Italia di nuovo. Italia. Ulfero. E siamo arrivati in Italia di nuovo. Facciamo gli ultimi chilometri che ci dividono da casa in compagnia di un bel blues. Non ho pensato prima che facendo questa strada dovevamo passare per Udine e attraversare il centro è sempre un fastidio. Ed eccoci, ritorno anche oggi dal nostro viaggio. Se vi è piaciuto questo giro scrivetecelo nei commenti. Vi ringraziamo per essere stati in compagnia con noi fino a questo momento, vi auguriamo tanta buona strada e ci vediamo alla prossima. Ciao!